Il Città dei Templi a Villa Seta è ormai una realtà, il Moses al villaggio Mosè è rimasto sulla carta. Sono i due centri commerciali attorno ai quali per anni ad Agrigento si è giocata una feroce battaglia politica approdata al Palazzo di Giustizia. I 14 imputati sono stati tutti assolti in primo e secondo grado, ma anche nel terzo. Infatti ieri la parola fine all'intricata vicenda è stata messa dalla Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo e da Legambiente dall'imputato Aniello Setola, confermando in toto la sentenza di secondo grado. Dunque chi pagherà il conto? Era necessario arrivare alla Cassazione? Infatti nel 2011 l'allora presidente della sezione Ottavio Mossi aveva proposto la dichiarazione di prescrizione per l'80% dei reati per snellire il processo. La procura di allora si oppose nella persona di Lucia Brescia e quindi il processo è proseguito per ben 30 udienze in primo grado, con assoluzione piena di tutti gli imputati. La Procura Generale di Palermo impugna la sentenza, che si conclude con un'altra assoluzione, e così è accaduto anche in terzo grado. Adesso gran parte delle spese legali verranno pagate dal Comune di Agrigento, quindi dai cittadini. Dunque nessun colpo di scena, nessuna sorpresa nel processo che ha visto imputati ex amministratori, funzionari comunali e imprenditori coinvolti a vario titolo nella vicenda. Sono l'ex sindaco Aldo Piazza e ancora Calogero Noto Campanella, Pasquale Vinciguerra, Giuseppe Principato, Salvatore Pinnisi, Francesco Vitellaro, Piero Vinti e Melchiorre Piraneo, tutti funzionari o ex funzionari del comune, l'ex comandante dei vigili urbani Vincenzo Nucera, gli imprenditori Carmelo Condorelli, Calogero Saeva, Chetano Scifo, Gianni Marianelli e Aniello Zetola. Non ci fu nessuna pressione per bloccare il progetto concorrente, ne sono stati commessi reati nel rilascio delle autorizzazioni. Per tutti assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato. Finisce qui dunque un tormentone che ha ammorbato la storia di Agrigento, dove da un lato c'era un gruppo imprenditoriale, quello interessato a realizzare il centro commerciale Moses in zona agricola con variante al piano regolatore, con a capo Giovanni Miccichè, Enza Pecorelli e Giuseppe Burgio, oggi in galera per altre vicende. Dall'altro lato l'imprenditore Gaetano Scifo con il centro commerciale di Villa Seta da realizzare in una zona ammissibile al piano regolatore, come accertato anche da questo processo.